La montagna bene rifugio anche delle nuove generazioni per tornare a respirare a pieni polmoni dopo il lockdown. Lo confermano anche i dati degli interventi del soccorso alpino regionale che ha presentato il consuntivo del 2020. La pandemia ha creato una situazione particolare nella seconda metà dell'anno, facendoci intervenire in modo importante da giugno fino a fine anno. Un'attività frenetica, un impegno senza sosta per aiutare chi si è trovato in difficoltà in luoghi impervi, nel 35% dei casi con la testa nello zaino, cioè senza preparazione fisica, per la perdita di orientamento o l'incapacità di proseguire per stanchezza. Su 1036 interventi, 490 hanno riguardato il recupero di illesi che hanno messo in moto una macchina salvavita che può riservare sorprese economicamente spiacevoli. Come quando mettiamo l'aggiacamento sullo zaino, dobbiamo pensare che dobbiamo dotarci di un'assicurazione che copre eventuali spese di recupero in caso di incidente o di malore, oppure anche di una valutazione errata. Naturalmente, secondo delibera 1411 della Regione, arrivano a compartecipazione alla spesa. In alcuni casi può essere anche molto importante. L'appello agli utenti è di avere un'assicurazione. Esistono molte formule a basso costo che garantiscono la copertura dell'intervento dell'elicottero, a bordo del quale viaggiano equipaggi misti, oltre ai sanitari del SUEM, i tecnici di elisoccorso. A tutti è richiesta una preparazione scrupolosa, sostenuta anche lo scorso anno, pur con le problematiche connesse alla pandemia. E su 135.000 ore, 130.000 ore che facciamo ogni anno con 750 tecnici, quest'anno ne abbiamo fatte 70.000 circa. Questo per mantenere un minimo che deve essere un minimo indispensabile. Addestramento e simulazioni non prescindono dalla mappatura del territorio per rimuovere gli ostacoli al volo. Esiste già una banca dati molto importante realizzata in collaborazione con la Regione che a breve sarà fruibile da chi vola a bassa quota. Dopo la caduta di Falcon nel 2009 è nata una legge nel 2012 e da quel momento si è partiti con questa mappatura e con questa programmazione di gestione degli ostacoli, sia orizzontali che verticali.